L'iniziativa nasce proprio perché noi da sempre cerchiamo un contatto con la comunità. Cerchiamo che il territorio partecipi alle iniziative, ma partecipare alle iniziative vuol dire partecipare alla vita dell'ADVA, partecipare a quello che ADVA ogni giorno fa, cioè prendersi cura delle persone che sono fragili. Prima edizione della Corro con te, corsa ludico-motoria non competitiva aperta a tutti in programma venerdì. 5 o 10 km di percorso cittadino che si snoda tra i quartieri di Santa Bona e Borgo Furo passando per la Casa dei Gelsi. Una corsa che vuole celebrare il legame tra le persone, ad ogni partecipante una pettorina in cui scrivere il nome della persona con cui correrà. Io corro con Andrea, che è una persona che in questo momento vorrebbe correrla con me, ma sta lottando come un leone, e la prossima la correrà sicuramente con me, però in questo caso io me lo porto sul pettorale, si corre con le proprie gambe e ci si porta anche nel cuore delle persone che avremmo voluto con noi quest'anno e magari saranno con noi l'anno prossimo, o l'anno prossimo continueranno ad essere nel nostro cuore. Un momento di sport e di condivisione, ma anche un modo per far conoscere ADVAR ai cittadini. Una struttura che assiste gratuitamente i malati in fase terminale a casa e in hospice. Più di 60 i nuclei familiari assistiti ogni giorno, 400 in un anno. 300 i ricoveri che l'associazione riesce ad ospitare alla Casa dei Gelsi, oltre 1400 i colloqui che vengono svolti per accompagnare le persone nell'elaborazione del lutto. Attività che la Corro con te aiuterà a sostenere. Mi piace moltissimo questa parola, con, cioè dicevo che mi sono innamorata di questa corsa, ma perché il con unisce, il con vuol dire prendersi cura anche attraverso una corsa delle persone con cui abbiamo un legame, persone che non possono correre, quindi noi corriamo per loro, con il nostro affetto, il nostro cuore, e quindi la corsa vale 2 volte, quindi il traguardo ha un valore doppio.